Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo a Castel di Tora in provincia di Rieti, 630 metri sul livello del mare, 300 abitanti circa, 75 km da Roma, 30 km da Rieti. Il paese si specchia sulle acque del lago del Turano, ma come sempre iniziamo il nostro itinerario con il primo cittadino. Castel di Tora è un borgo medievale nato prima degli anni 1000. Negli anni indietro è arrivato a 1500 abitanti. Purtroppo con la venuta del lago del Turano negli anni dei 30-40 la popolazione ha dovuto emigrare perché non c'era più possibilità di vivere con l'agricoltura. Quindi sono emigrati nelle città vicine, addirittura negli Stati Uniti, in Brasile. E al giorno d'oggi siamo rimasti circa 300 anime, 300 residenti. Solo in queste manifestazioni che la Proloco organizza, allora ritorna molta gente del paese, ma anche molti turisti, perché Castel di Tora noi come comune facciamo molta promozione turistica, facciamo parte dei borghi più belli d'Italia, addirittura siamo tra i soci fondatori. E il mio vice sindaco è anche vicepresidente dei borghi più belli d'Italia. Il paese si rispecchia su questo lago artificiale che è stato, la valle è stata inondata negli anni 37-38 e più di qualche nonno mi raccontava quando è venuto il lago, addirittura con le barche andavano a vendemmiare sulle viti, le vigne che erano rimaste in basso e venivano invase dall'acqua. Completamente in pietra, l'abbiamo ristrutturato in questi ultimi anni abbastanza bene e noi come comune diamo gli incentivi col bilancio comunale per la ristrutturazione delle facciate e dei sottotetti, diciamo. Quindi la gente è molto partecipe a questo contributo e quindi piano piano stiamo ristrutturando tutto il centro storico. Il panorama è fantastico, più di qualcuno ce lo chiama la piccola Svizzera, noi forse non ce ne rendiamo conto perché ci viviamo, ci siamo abituati, però chiunque viene rimane meravigliato dallo splendore della vallata, del fascino del lago, specialmente la sera nelle prime ore, le luci che si rispecchiano nel lago, c'è un'atmosfera favolosa. Castel di Tora mostra una torre
medievale, diciamo, il quale con valore ci è stato regalato negli anni 90 da Don Pierino Gelmini, addirittura l'hanno ricamato le monache di Rieti in oro zecchino. Infatti ne siamo molto gelosi, lo teniamo ben custodito perché ha un certo valore. Qui ci troviamo nella piazza San Giovanni Evangelista, davanti alla chiesa dedicata proprio a San Giovanni Evangelista. La chiesa è di origine romanica, ma è stata ricostruita e restaurata nel 1500-1600 in vero stile barocco. Di fronte a noi abbiamo il campanile, dove sono state di recente messe in evidenza 2 bifore romaniche. L'interno della chiesa, come ho già detto, è di stile barocco e si trovano 2 importanti affreschi del fine 500, inizi 600, uno dedicato a Santa Anatolia, protettrice del paese, e l'altro a San Giovanni Evangelista, titolare della parrocchia. Abbiamo anche una bellissima pala d'altare dell'inizio del 1600 che raffigura da una parte San Giovanni Evangelista, dall'altra Santa Anatolia, in alto c'è la Madonna con il bambino e sullo sfondo si vede Castelvecchio, attuale Castel di Tora, con la torre. La patrona di Castel di Tora è Santa Anatolia, una vergine martire che è stata martirizzata nel 251 nella zona sotto l'imperatore Decio, sorella o cugina di Santa Vittoria. Qui c'è una lunga tradizione di venerazione di questa santa che affonda le sue radici nei secoli. È stata una venerazione ininterrotta e tutti gli anni, la seconda domenica di luglio, si fa una grande festa e chi può, tutti i paesani ritornano per venerare la santa. Abbiamo una bella statua che è stata acquistata con i soldi che negli anni 20 rimisero gli emigranti di Castel di Tora negli Stati Uniti d'America. Questa statua viene portata in processione la vigilia della festa al convento di Santa Anatolia, la mattina successiva ritorna in tripudio accompagnato da una lunga processione di fedeli e anche adesso di turisti. Anche quest'anno è tornata la festa del polentone, una tradizione secolare che trae le sue origini dal periodo quaresimale. Sembra che la prima edizione sia datata 1920 e da lì poi negli anni si è ripetuta nella piazza centrale del paese. Oggi naturalmente è diventato un evento di interesse enogastronomico di rilevanza nazionale, ma comunque sia i suoi contenuti rimangono quelli di un tempo, ovvero l'aggregazione, il momento di ritrovarsi tutti insieme intorno ad una polenta che un tempo univa la popolazione del paese per dare via a quella che era l'avvento alla Pasqua. Quindi un momento per noi rievocativo, un momento storico che ci riporta indietro nel tempo e ci fa rivivere e riassaporare quei sapori di un tempo che vanno scomparendo. Manteniamo quindi questa tradizione soprattutto per continuare a credere in quello che i nostri nonni hanno fatto, in quello che questa località ha saputo costruire. Quindi una festa importante, una festa che ci unisce e ci fa tornare a vivere il paese con gli antichi sapori.
Festa del Polentone pertanto è per noi, oltre ad essere oggi per l'associazione Proloco un ottimo veicolo pubblicitario di promozione del territorio, è soprattutto comunque ricordare quel passato che ci fa capire da dove venivamo. Lo stesso menù polentone, quindi un polentone importato dal nord e che qui è stato diciamo, trapiantato per sfamare a suo tempo le genti, condito del sugo di magro, ovvero quel sugo un tempo povero, pesce di aringhe, baccalà, tonno e alici, che sfamava le genti e che oggi è un piatto prelibato. Tutto questo però senza dimenticare che ci avviamo alla Pasqua. La manifestazione richiama centinaia di turisti. Ogni anno, grazie a tutta quella che è l'organizzazione, riusciamo ad attirare circa 3.000 persone. Un'organizzazione che è capillare, un'organizzazione che prevede il lavoro di circa 60 volontari che già dal sabato si alternano nelle varie operazioni di preparazione. Poi la fase più importante, anche quella più bella, quella alla quale tutti poi vogliono partecipare, è quella della realizzazione del polentone. Il polentone che comunque sia una procedura ben definita, perché dover mescolare per oltre 2 ore questi grandi paglioli significa braccia forti, ma anche un'arte, l'arte di saperla preparare, di saper capire i tempi di cottura, di saper anche poi fare tutto quel processo che porta allo sporzionamento, perché sembrerebbe così quasi una cosa, no? Una cosa semplice, ma in realtà noi non utilizziamo né coltelli né niente, un semplice spago che poi servirà per sporzionare, ma andiamo a sporzionare, dovete sapere, circa 6 quintali di polenta, quindi 6 quintali di polenta per sfamare tanti turisti, tante persone che vogliono degustare questo piatto, e soprattutto grazie, ripeto, al lavoro di tutti questi volontari che fanno un'opera veramente immane, perché oltre, dicevo, a dover distribuire, il grande lavoro è quello della preparazione del sugo, che prevede tutta una ricetta laboriosa, e la preparazione di questo polentone che comunque chiede un'opera veramente gravosa, un'opera che prevede l'intervento di persone che sanno fare. Non occorre solo la forza, occorre soprattutto la maestria. Fino al 1864 si chiamava Castelvecchio, è l'ingresso del paese alla via Rocca, attualmente si chiama via Umberto. Via Rocca perché su in alto sono ancora i residui dell'antica rocca fortificata, la torre del secolo XI e quindi anche i resti di quello che era la rocca, poi trasformata in palazzo gentilizio aristocratico, per cui l'attuale insediamento si chiama ancora Palazzo e da qui si accede attraverso la via chiamata Via del Palazzo. Quassù in alto abbiamo la torre medievale del secolo XI, che era una torre di difesa e di avvistamento per l'intera vallata. Da qui si scorgeva fino alla piana di Rieti e alla piana del Cavaliere dei Carsoli, quando era regno delle 2 Sicilie, perché questa era l'Alta Sabina sotto lo Stato Pontificio. Si trattava di un castello feudatario e i feudatari qui ne sono passati tanti, tra gli ultimi
i borghesi, gli orsini, i cenci, nel vicino Monte Antuni anche i del Drago. Qui ci troviamo nel vero centro storico di Castel di Tora, già Castelvecchio. Qui ci sono resti di insediamenti romani, tant'è che anche la chiesa appoggia su residui di colonne romane. Qui abbiamo nel corso Umberto 2 cippi di colonne romane dei Rocchi. Abbiamo una bella fontana monumentale del 1898 e poi ci sono anche altri resti delle mura di origine medievale, l'antica cinta muraria di Castelvecchio con i residui delle torrette, di cui una si trova qui in via Turano e un altro a via Aquila. In alto c'è anche il resto di una rocca che si chiamava Rocca Minore rispetto alla precedente che era Rocca Maggiore, che attualmente non esiste più, c'è solo l'insediamento e si chiama Rocca Sbracata. E dalla sopra si scorge anche un meraviglioso panorama del lago del Turano, di Ascrea e soprattutto del Monte Antuni, che era un antico castello anch'esso di origine feudale di oltre il 1000 e era stato posseduto dalle feudatari Mattei, Cenci, Orsini, Borghese e dagli ultimi principi del Drago. Tale monte è stato restaurato negli ultimi 10 anni dal comune di Castel di Tora e vi è stata insediata la comunità di Don Gelmini fino a 3 anni fa. Attualmente tutta la proprietà del Monte Antuni è passata nel patrimonio disponibile del comune di Castel di Tora. La ricetta per tutte le massaglie che vogliono fare il polentone con il sugo di magro, che è diciamo, la tradizione, viene fatto un soffritto con aglio e peperoncino. Poi aggiungiamo subito il trito con tutto il pesce macinato, viene fatta proprio un macinato con il frullatore, baccalà, aringhe, tonno, alici, viene soffritto bene, poi si aggiunge del vino bianco. Quando è bello caldo si mette il pomodoro con la passata. A cottura ultimata mettiamo l'erbetta macinata, fresca. E viene condito il polentone che è fatto con la farina macinata però a pietra, molto grossolana, perché il polentone è molto duro, quindi viene servito a fette, quindi con la polenta, con la farina
è proprio una farina particolare. Vi invito quindi a Castel di Tora a mangiare il polentone e buon appetito a tutti. Qua a Castelvecchio si mangia la polenta e il polentone. È buonissimo sempre per chi piace, perché non tutti piace, perché tanti lo fanno col sugo, punto e basta. Scoprite i borghi d'Italia, noi accogliamo i vostri suggerimenti e ci vediamo la prossima settimana. Ciao!